Benvenuti, oggi è domenica 22 dicembre 2024. Il sole sorge alle 7:11 e tramonta alle 16:48. La luna si leva alle 23:48 e cala alle 11:46. La Chiesa oggi celebra San Demetrio di Ostia. Il nome Demetrio ha origine greca e significa terra madre. Il 22 dicembre si celebra la giornata nazionale della professione del tecnico sanitario di laboratorio biomedico. La data è stata scelta in onore del giorno in cui è stata istituita l'Associazione Nazionale dei Tecnici degli Enti Locali, nota sotto il nome di ANTEL. Questa giornata rappresenta un momento per ricordare tutti i professionisti che operano in ambito diagnostico e della ricerca, al fine di non abbassare mai l'attenzione sull'importanza di tutti i professionisti del settore tecnico-sanitario. Festeggia 46 anni Massimiliano Ossini. La sua popolarità arriva come conduttore del canale per ragazzi Disney Channel. Conduce vari programmi sulla Rai, tra cui Linea Verde, Mezzogiorno in famiglia, Uno Mattina. Nel 2023 al Campidoglio di Roma vince il premio Antenna d'Oro per la TV. Sono 42 le candeline per l'attore e modello Alex Belli, pseudonimo di Alessandro Gabelli. Ha sfilato per Ferré e Armani, poi si è dedicato al teatro. Nel 2021 è concorrente del Grande Fratello VIP. 2 anni dopo è uno dei concorrenti di Tale e Quale Show su Rai 1. Infine compie 62 anni l'attore inglese Ralph Fiennes, noto per l'interpretazione del mago oscuro Lord Voldemort nella serie cinematografica di Harry Potter. La sua consacrazione arriva nel 1993 come ufficiale nazista nel film di Spielberg Schindler's List. Montecitorio, lunedì 22 dicembre 1947. L'aula della Camera è gremita per il grande appuntamento con la storia. All'ordine del giorno c'è la votazione della Costituzione della Repubblica Italiana. Con 453 voti favorevoli viene approvata. Ma sapete in cosa consiste il test di Turing? Alan Turing, uno dei pionieri dell'informatica, formulò un test per stabilire l'intelligenza di un computer. Un giudice conversava attraverso dei messaggi al computer con un computer ed una persona nascosti alla vista. Se il giudice non riesce a distinguere quale sia l'essere umano e quale il computer, quest'ultimo ha superato il test di Turing. Buona prima domenica d'inverno ai 12. Oggi la giornata prevede una luna in Vergine e un sole in Capricorno. Viva i segni di terra! Ariete, la giornata di oggi prevede un pochino di stress organizzativo. Siete molto ricchessi in famiglia e la vostra capacità ordinatrice, decisionale e condottiera in famiglia saranno assolutamente necessari e brillanti come al solito. Toro, è iniziato per voi un periodo veramente molto confortante, bello, un periodo che vi aiuterà a stare bene con voi stessi e con gli altri. L'amore è in risalita. Gemelli, giornata oggi molto piacevole con quella bella Venere che solletica sempre il vostro Giove. Saturno però esige da voi adesso qualcosa di grande e di importante e anche la Luna si ci mette per creare la forza di quello che viene chiamato desiderio, una volontà che se ne è stata bene nel cosmo realizza ogni vostro volere. Cancro, la seriosa luna oggi è in Vergine e proprio non sopporta le confusioni di Nettuno e le alterigie di Saturno, né troppo rigidi né troppo confusi. Oggi vorrete trovare una linea mediana che vi permetta di stare tranquilli e lo pretenderete quasi sia dal partner che in famiglia. Leone, giornata oggi che prevede ancora quel trigono meraviglioso con Mercurio che vi aiuta a dialogare. Plutone vi fa sentire un po' in panchina, ma coraggio, è domenica, oggi rilassatevi e pensate agli affetti.
Vergine, giornata oggi molto interessante proprio perché la Luna nei vostri gradi proprio non supporta né Nettuno né Saturno, quindi anche voi siete messi lì a trovare la dimensione giusta tra la razionalità e i sogni. Oggi però scommetterete più sui sogni, sugli affetti e sugli amori. Ne avete bisogno, Bilancia. Venere ambiziosamente in trigono con Giove vi esorta a fare le valigie, a preparare qualcosa di speciale per queste feste e già di sognare tutta una serie di riposi necessari che desiderate come il più bel regalo di Natale. Scorpione, giornata oggi molto interessante, una luna amica che però fa perdere per strada un po' di buone intenzioni. Non tenete l'occhio alla gente o il programma prestabilito, ma oggi adattatevi un po' a tutte le novità sorprendenti della giornata. Sagittario, giornata oggi che vede una luna un po' urticante, una luna che vi annoia un po', una luna che vi vuole fare saltare giù dal divano e di andare a trovare degli amici. Sarete divertenti, avete bisogno di distrarvi, è fondamentale oggi spostare i pensieri dalle solite cose. Capricorno, il sole già riscalda la vostra pelle, la luna oggi vi è molto amica. Qualunque cosa succeda, oggi sarete granitici, rinfrancati e soprattutto forti di buone notizie in ambito lavorativo e affettivo. Acquario, la bella Venere non smette di stupire e crea delle situazioni affettive molto complesse, galoppanti si direbbe quasi. Cercate quindi di essere abbastanza metodici nel distribuire bene affetto e tempi, ma soprattutto attenzione, spesso passate per quelli che sono sempre nel mondo delle nuvole, per cui la vostra attenzione oggi sorprenderà chi vuole captarla. Pesci, giornata oggi che prevede la Luna in opposizione e Saturno e Nettuno che sono nei vostri gradi, se la vedono un po' brutta proprio perché le emozioni oggi sono convulse, un po' nostalgiche e vorrebbero sfuggire a tutta una serie di obblighi parentali sotto le feste a cui proprio non sottostate volentieri. Deciderete questa volta però per voi e per la vostra serenità, poiché questo è il regalo più bello che potrete farvi durante questo periodo. Il 22 dicembre 1970 debutta nelle sale italiane Lo chiamavano Trinità, portando una rivoluzione nel genere western. Per la prima volta le vicende di pistoleri e cowboy dell'Ovest d'America lasciano entrare la comicità, grazie alle scazzottate e alle battute memorabili della coppia d'oro Bud Spencer e Terence Hill, che portano oltre 3 miliardi di incasso al botteghino. L'origine dell'espressione attaccarsi al tram è piuttosto curiosa. In passato alcuni tram consentivano letteralmente di attaccarsi ad un maniglione posto sul retro. Questo avveniva in un'epoca in cui i tram erano molto lenti, quasi alla stessa velocità del passo umano. Quando la gente non riusciva a trovare un posto a sedere, l'unico modo per viaggiare era aggrapparsi e lasciarsi trainare. Quindi l'espressione deriva da questa pratica reale, anche se oggi è utilizzata in senso figurato per indicare qualcuno che si aggrappa ad una situazione senza poter fare altrimenti. Non perdete l'opportunità di restare sempre aggiornati con i nostri video. Iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Il matto di oggi è lo scrittore Fëdor Dostoevskij, condannato a morte il 22 dicembre 1849. Quando il plotone è pronto per la fucilazione, l'esecuzione viene interrotta e la pena commutata in detenzione e lavori forzati. Passerà i 4 anni successivi in condizioni al limite dell'umano, anni di grande sofferenza psichica, ma anche di un'intensa fertilità letteraria, dai quali nasceranno i capolavori Delitto e Castigo e I fratelli Karamazov. Ci salutiamo con la frase del giorno. Molti dei fallimenti della vita sono persone che non si sono rese conto di quanto fossero vicine al successo quando hanno rinunciato. Quindi vi auguro di non stancarvi mai dei vostri sogni e di credere sempre fino in fondo in quello che fate. Vi rinnovo l'appuntamento a domani con tante nuove curiosità. Buona domenica dalla vostra Martina.